Va in onda Potere al Popolo. Si ritorna in diretta da studio. Buon mattino da Sammy Varin, sono le 11 in punto a Roma. L'ultimo saluto a Valentino, l'arrivo di Liz Harley, i fiori di Sofia Loren, Claudia Schiffer, le musiche di Mozart. In apertura sul sito del Corriere, ma c'è anche l'Ucraina. Oggi ad Abu Dhabi il trilaterale con USA e Russia per la pace. Ecco i documenti sul tavolo. Putin incontra Witkoff e Kushner. E ancora il Donetsk in cambio di garanzie e soldi. È l'offerta di Trump e il dilemma di Zelensky nell'ora più drammatica. Questi i principali titoli sul sito del Corriere. Anche Repubblica apre con l'ultimo saluto a Valentino e poi mette il raduno dei migranti che in Germania imbarazza l'AfD. Cacciamone milioni sul sito di Repubblica e anche nel cartaceo. Ma ora ci fermiamo, abbiamo il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Con il buongiorno e ben ritrovato su Radio Libertà al senatore Andrea Ostellari. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, e oggi facciamo due chiacchiere sul nuovo pacchetto giustizia della Lega, un'evoluzione che stiamo seguendo da tempo, anche perché devo dirti, Andrea, sono tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori su questo argomento. Io faccio rassegna stampa la mattina presto, quindi leggo notizie sempre più terribili sui quotidiani. La sicurezza praticamente è inesistente nelle grandi città. Ti rubo soltanto un minuto, Andrea, ti faccio ascoltare un pezzo di un artista che stiamo trasmettendo in questi giorni, e forse siamo l'unica radio che trasmettiamo. È un artista molto, molto particolare, dal nome Tricarico, e ha messo in rete una canzone che dura 1 minuto e qualcosa, che si chiama Lettera di un padre, e che, guarda caso, parla proprio, secondo me, dell'esigenza di un pacchetto giustizia che sia davvero un pacchetto giustizia. Te lo faccio ascoltare. Di 2 figli adolescenti e vivo a Milano. Non si può più tacere e far finta di nulla. Sono un padre di 2 figli adolescenti e vivo a Milano. Uno studente di 18 anni oggi è stato ucciso e accoltellato da un marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno a scuola, in classe. Aveva portato da casa un coltello di oltre 20 centimetri, voleva ammazzare dunque. Hanno tolto i crocefissi dalle classi per non disturbare gli stranieri, ora insegnano l'arabo agli italiani perché gli stranieri non sanno una parola di italiano, e così i programmi scolastici non si possono fare. Alle elementari, durante le lezioni di religione, si insegna la religione musulmana agli italiani. Quando si parla di cristianesimo, i bambini musulmani escono dalla classe. La sera a Milano bande di criminali magrebini e africani armati di coltello vanno in giro a seminare il terrore tra i ragazzi, tra i più deboli e vulnerabili. Un ragazzo è stato reso invalido a vita e una donna e donne stuprate. Oggi uno studente di 18 anni è stato ucciso a coltellate in classe, a scuola, da un ragazzo marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno. Stiamo importando una marea di criminali senza documenti in questo paese, che uccidono, stuprano e violentano. Forse l'Italia ha sbagliato qualcosa, forse l'Italia sta sbagliando qualcosa. Sono un padre di 2 figli adolescenti e non posso tacere. E non rompete il cazzo col razzismo, stiamo tornando al Medioevo qui e bisogna comportarsi di conseguenza ora. Ed eccolo il pezzo di protesta del cantautore Tricarico, intitolato Lettera di un padre. Un bel manifesto, una bella protesta, forse anche verso questo governo di centrodestra che non sta facendo abbastanza. Non sta facendo abbastanza perché, si chiedono i nostri ascoltatori. Ma Andrea, torniamo a bomba su quelle che sono le novità in arrivo sul fronte giustizia, questo nuovo pacchetto giustizia della Lega che speriamo metta d'accordo tutto il centrodestra. Andrea. Allora, guarda, innanzitutto
Sostenere che questo governo non stia facendo abbastanza, no. Io penso che questo governo stia facendo il proprio dovere fino in fondo, che è quello dell'impegno assunto con i nostri elettori. E finalmente, dopo tantissimi anni, stanno tornando di moda le regole. Stanno tornando di moda le regole, stanno tornando prima di tutto il tema dei doveri, prima dei diritti, e credo che sottolineare questa cosa sia importante, anche in ragione ovviamente della difficoltà che abbiamo tutti come genitori, no? Nell'affrontare diciamo così, questa devianza giovanile, che è una devianza giovanile che registriamo sicuramente in aumento. Non c'è nessuna emergenza, ma c'è una volontà di arrivare pronti per dare ai nostri cittadini diciamo maggiori tutele e garantire più strumenti adeguati alle nostre forze dell'ordine. E in questo abbiamo ovviamente analizzato i numeri, abbiamo analizzato anche gli strumenti che sono già stati introdotti con il decreto famoso Caivano, con il primo decreto sicurezza, nell'ambito dei quali abbiamo ovviamente potenziato, no, degli strumenti. Pensiamo ad esempio in ambito giovanile l'introduzione di maggiore, certo, strumenti di repressione anche nei confronti di chi invece di comportarsi bene decide di intraprendere attività criminali, che poi ovviamente molte volte sono enfatizzate anche da queste baby gang, no? E dall'altra parte abbiamo voluto introdurre strumenti di maggiore tutela proprio per chi invece opera giornalmente sui nostri territori, sulle nostre città. Questa azione oggi la vogliamo rendere compiuta con un nuovo pacchetto che darà la possibilità, ad esempio, ai questori di intervenire nei confronti, ad esempio, dei ragazzi già dai 12 ai 14 anni. E facendo cosa? Chiamandoli davanti a sé con i genitori e sanzionando ovviamente i genitori anche per il mancato controllo, facendo perdere benefici genitoriali che ad esempio oggi godono e che domani non vedranno più. Perché? Perché la responsabilità maggiore di fronte a quello che sta un po' accadendo è proprio della figura genitoriale, padre e madre. Noi li chiamiamo ancora padre e madre e continuiamo a farlo perché ovviamente per noi è importante che un ragazzo ovviamente cresca all'interno di un contesto familiare, ovviamente però che sia in grado di trasmettere quei valori che un po' si sono dimenticati. Ripeto, quello che ho detto prima, doveri prima dei diritti, rispetto delle regole, rispetto verso gli altri, rispetto verso chi indossa una divisa, rispetto quindi che deve tornare centrale e di moda. E questo è un po' il senso anche di tutta la nostra tradizione, di quella tradizione che ci è stata tramandata ad esempio dai nostri nonni, dai nostri padri, che hanno costruito queste nostre città, queste nostre comunità. Senza quei valori, senza quel sacrificio, senza quel sudore, noi oggi non saremmo qui. E allora, anche per non abbandonare, non dimenticare, non tralasciare ciò che ci è stato donato con sudore, io credo sia importante non girarci dall'altra parte. Quindi ognuno deve fare il proprio, a cominciare dalla famiglia. Le istituzioni ci sono anche per intervenire ovviamente in un modello educativo, se volete, nuovo, centrale, e poi ci siamo per reprimere ciò che deve essere represso. Quindi norme che siano in grado di punire quando è necessario farlo, prevedendo anche i luoghi adatti perché questa cosa venga espletata. Io ad esempio sto seguendo proprio anche dalla parte della giustizia minorile che
sta dando anche risultati positivi in termini di nuovi spazi che stiamo costruendo. Ne abbiamo inaugurato uno all'Aquila, uno a Lecce, uno a Rovigo in Veneto, 3 nuovi istituti da nord a sud che consentiranno di non solo tutelare ragazzi e comunità, ma anche di prevedere percorsi di rieducazione, perché noi siamo i primi che non abbandonano le persone che sono in difficoltà, non abbandonano le persone che sbagliano, quando ci rendiamo conto magari che quelle persone vogliono integrarsi, si rendono conto di aver sbagliato, vogliono cambiare vita, si vogliono dimostrare quindi disponibili. Ecco, in questa visione c'è tutto quello di cui avete letto e state leggendo, e in questa visione c'è ovviamente il ritorno di queste basilari norme che consentiranno alle nostre comunità di vivere più serenamente, perché il tema della sicurezza è un diritto civile, è un diritto che deve essere garantito al pari del diritto alla salute, il diritto all'educazione. Noi invece assistiamo a una sinistra che combatte questo fenomeno, per modo di dire, dai salotti chic, magari dell'ultimo piano, dell'attico, della grande città, e non si rendono conto che invece questo grido di dolore arriva proprio magari dalle periferie, da quelle che sono vissute, abitate dalle persone più in difficoltà, anche dal punto di vista economico. Sono quelle che magari vedono l'integrazione, vivono quell'integrazione in maniera più difficile, ma reale. Cioè l'integrazione la vivi lì, non la vivi nel salotto chic, la vivi nella comunità più distante dal centro storico. E allora in quelle comunità noi dobbiamo riportare la serenità, perché sicurezza significa essere più sereni, incide sulla qualità della nostra vita, di ognuno di noi. Allora noi che siamo vicini al popolo combattiamo realmente questi fenomeni e riportiamo giustizia, riportiamo sicurezza, riportiamo legalità. Quelli invece che guardano, ripeto, da lassù, da quell'attico poco illuminato, no? Magari con luce soffusa, con il divano d'élite, loro invece parlano e basta, parlano magari di integrazione, che però devono fare gli altri, non loro, parlano di questioni che non conoscono perché non si abbassano a vivere invece assieme al popolo. E il popolo invece ha bisogno di risposte e queste risposte le stiamo dando. Siamo partiti con quei primi provvedimenti, continuiamo con questo che ovviamente ha tante misure all'interno, quelle che riguardano il tema della devianza giovanile, ma anche quelle che ovviamente riguardano ad esempio i ricongiungimenti, anche quelle che riguardano i rimpatri assistiti dei minori stranieri non accompagnati. Anche lì nessuno vuole togliere la protezione per chi ha diritto e dovere di averne, ma vogliamo regole chiare, e se c'è qualcuno che arriva nel nostro paese e decide che qui c'è lo spazio per commettere delitti, quella persona deve sapere che da parte dello Stato ci sarà una risposta netta, perché vogliamo prevedere appunto un ritorno nel proprio paese di origine, e questo a tutela anche dello stesso minore che magari ha in quel paese di origine la sua famiglia. Perché dovremmo ospitarne noi uno che decide invece o che viene mandato qui per fare attività non certo integrativa? Ecco, questo credo sia un po' la visione sulla quale ci stiamo battendo tanto, sulla quale la Lega ha investito, sulla quale la Lega ha scritto e ha proposto a tutti i nostri alleati. Adesso vediamo e contiamo insomma che ci sia una condivisione, non dico su tutti gli strumenti nello specifico, no, dal punto di vista tecnico, ma che ci sia una visione concreta sulla necessità di rivedere le nostre comunità e di rimettere
in sicurezza le nostre comunità. Ci piace la fotografia che ha scattato Andrea Ostellari di questo nuovo pacchetto giustizia della Lega e andremo avanti certamente a parlarne nei prossimi giorni. Grazie davvero sottosegretario, grazie per la sua presenza, buon lavoro. Grazie a voi, a presto, buon lavoro. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mi sveglio distrutta, mi gira la stanza, non reggo la scossa di un'altra tempesta. Se seguo la corrente brucia la pelle tra la gente spenta che non lo vede, che lo schianto è inevitabile. Mare, dove vuoi portarmi e non ci riuscirai, continui a prendermi d'assalto, non ci sto. Cammino distratta, mi scoppia la testa, non reggo la scossa di quegli occhi freddi contro i miei, che parlano senza parlare mai, bruciano le regole, lo sai, non lo vedi che lo schianto è inevitabile. Mare, dove vuoi portarmi e non ci riuscirai, continui a prendermi d'assalto, non ci sto. E se tu lo vuoi proveremo a cambiare le cose, e se cambi idea, se tu lo vuoi, resteremo per sempre qualcosa. Ci perderemo nel mare, dove vuoi portarmi e non ci riuscirai, continui a prendermi d'assalto, non ci sto. Ci siamo persi nel mare, dove vuoi portarmi e non ci riuscirai, continui a prendermi d'assalto, non ci sto. Ci siamo persi nel mare, dove vuoi portarmi e non ci. Ma che particolare questa canzone, è molto orecchiabile, molto radiofonica, con quel ritmo che ti tiene sveglio ma non ti dà fastidio. Chi era? Chi è? Si chiama Bambina, arriva da Paludi, in provincia di Cosenza, Calabria, scrive canzoni per esorcizzare i sentimenti. Chissà quante che ne dovremmo scrivere noi qui a Radio Libertà. Dove vuoi? Il pezzo che abbiamo sentito sono le 11:20, siamo in ritardo come non mai, ma è bello essere in ritardo, eh sì, così confondiamo le idee al nemico che è pronto a bloccarci sui social, perché sa benissimo che alle 11:10 del venerdì arriva. Chiara Soldani, buongiorno!
Ciao Sammy, ben trovato e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Quindi mi zittirai tu, mi darai tu il gong finale per zittirmi, visto che siamo un pochino in ritardo quest'oggi. Sì, io prendo le distanze anche da me stesso quando parlo, quindi ti puoi immaginare. Allora, guarda, ti leggo subito, siccome abbiamo parlato di sicurezza poco fa con il sottosegretario Andrea Ostellari, sono arrivati una marea di messaggi, ti leggo già qualcosa per farti capire come la pensano i nostri ascoltatori. Bisogna avere il coraggio di intervenire seriamente sul problema sicurezza e mandare via tutti gli extracomunitari senza diritto di soggiorno in Italia. Non ascolti il governo quei venduti della sinistra, ma parlo dei quadri dirigenziali dei partiti di sinistra, perché i cittadini, anche quelli di sinistra, vogliono molto la sicurezza, senza se e senza ma. Questo è un esempio dei tanti messaggi che ci stanno arrivando sul fronte sicurezza, visto che la Lega si appresta a presentare ufficialmente questo pacchetto sicurezza. Vedremo se ci sarà solo un decreto legge o anche un disegno di legge. Intanto la Chiara Soldani parla di intellettuali di sinistra, guarda un po', che chiedono di disarmare le parole. Sì, perché facciamo troppe leggi, solo punizioni e niente dialogo, mentre ad armarsi ci sono i figli del barcone se noi non li disarmiamo. Le vittime diventano carnefici mentre loro cantano e ballano la danza del coltello. Ci faranno anche una canzone, qualche rapper, vedrai se non la farà. Chiara Soldani, a te, da dove vuoi partire? Ti ringrazio Sammy, ma sicuramente vedi quello che quelli bravi chiamano il sentiment comunque dei nostri ascoltatori, chiaramente di anche noi banalmente comuni cittadini, perché poi sono questioni che affrontiamo tutti i giorni e sono paure che viviamo sulla nostra pelle senza la narrazione, perché poi tutti viviamo, usciamo di casa, prendiamo i mezzi, ma semplicemente ci muoviamo nelle nostre città. Ormai lo sappiamo benissimo Sammy, purtroppo ci ritroviamo ogni volta a raccontare anche fatti di cronaca o episodi spiacevoli anche nei comuni più piccoli, in quelli che un tempo erano un po' dei piccoli paradisi dove si viveva bene, si stava tranquilli. Ormai non è più così, ci sono delle zone, soprattutto le zone delle stazioni, ma non soltanto, insomma anche il centro c'è appunto il fenomeno dei Maranza, ci sono comunque personaggi che si sentono liberi di aggredire perché sanno comunque sostanzialmente di risultare impuniti, quindi il discorso della sicurezza e avere a cuore la sicurezza di tutti indistintamente dovrebbe essere un discorso scevro da orientamenti politici. Purtroppo poi si strumentalizza perché al posto di andare alla radice del problema si cerca appunto di fare delle storie riguardanti appunto questo sedicente razzismo, il fatto che appunto la destra aizi e un po' inneggia la violenza, quando poi in realtà è esattamente il contrario. L'episodio gravissimo che è avvenuto proprio venerdì dopo la nostra diretta alla Spezia, all'Istituto Einaudi, di un giovanissimo ragazzo 18enne, Aba, che è stato accoltellato, un solo colpo lo ha tolto ai suoi cari, gli ha privato la vita. Perché? Perché questo personaggio losco, pericoloso, questo suo compagno di classe, che era peraltro già stato segnalato, ma poi di fatto non si era intervenuto, insomma, per mettere anche in sicurezza gli altri compagni, l'assassino, perché così dobbiamo chiamarlo nonostante la sua giovanissima età, Atif Zouair, in Italia dal 2017 attraverso il ricongiungimento familiare, di origini marocchine, ma in questo caso Sammy, questo episodio, questa rappresentazione plastica della quale stiamo parlando, dimostra quanto effettivamente non siamo razzisti, perché la vittima di origine egiziana, ragazzo comunque di nazionalità italiana, rappresentava purtroppo, dobbiamo parlarne al passato, un perfetto esempio di integrazione, lui e la sua famiglia, una famiglia per bene, appunto integrata, una famiglia che ha rispettato sempre le nostre leggi, il nostro paese, e tra l'altro la reazione dei familiari appunto di Aba è stata esemplare, perché loro hanno detto: noi non vogliamo vendetta, noi vogliamo giustizia. E in questo caso, ripeto, stiamo parlando comunque di un ragazzo non italiano, se vogliamo dire così, al 100%, quindi la nostra richiesta, il nostro desiderio di giustizia per questo ragazzo, per Aba e per tutte le vittime innocenti va oltre il colore della pelle, la nazionalità, le origini, oltre qualsiasi tipo di discorso.
e soprattutto ricordiamo però che dovrebbe anche esserci una sorta di matrice religiosa in questo accoltellamento, perché Abba faceva parte di una famiglia di cristiani copti, mentre l'assassino musulmano aveva comunque anche già dimostrato degli atteggiamenti integralisti, discorsi strani, voglio provare la sensazione di uccidere qualcuno. Insomma, io mi chiedo perché poi effettivamente il corpo docenti non sia intervenuto, perché purtroppo anche nelle interviste protette ai minori che sono intervenuti, che conoscevano appunto sia Abba che appunto il suo assassino Atif, hanno detto effettivamente era strano, era violento, faceva discorsi assolutamente non sani, non da ragazzo tranquillo e tra virgolette normale, quindi davvero anche in questo caso ci troviamo a parlare di una tragedia che doveva assolutamente essere prevenuta. Non dobbiamo sempre pensare dopo a cosa fare, ai metal detector, in realtà uno dovrebbe andare a scuola tranquillo, la scuola non dovrebbe essere un luogo pericoloso, però in un'analisi ottima di una grande giornalista, Francesca Totolo, si torna a parlare della violenza nei confronti dei bianchi, che non è una leggenda metropolitana e che ci riporta al modello francese delle banlieue, del quale abbiamo spesso parlato anche per quanto riguarda gli attentati terroristici e quant'altro. E il problema ovviamente, Sammy, lo vediamo, non soltanto questa violenza dalle periferie arriva al centro, ma addirittura contamina le scuole, quelli che dovrebbero essere dei luoghi di educazione, dei luoghi tranquilli dove imparare, socializzare e soprattutto educarsi ed educare, ecco, perché anche questo è estremamente importante. Ma i progressisti, soprattutto la stampa progressista, cosa dice? La colpa è di giornali come Il Giornale, La Verità, Libero, giornali che inneggiano alla violenza. Ovviamente c'è Concita De Gregorio che fa questo bellissimo discorso dalle pagine di Repubblica, disarmare le parole. Noi vorremmo più che altro disarmare i Maranza o chi per essi o comunque chiunque si dimostri violento e chiunque insomma va in giro così e va a spasso tranquillamente con un coltello in tasca. E tra l'altro insomma ci sono anche diverse inchieste interessanti riguardo questa tra virgolette cultura del coltello, perché ormai spopola, ne abbiamo già sicuramente, ti ricordi Sammy, parlato anche noi, di questi giovanissimi che ormai aggrediscono con il coltello perché è diventata un po' l'arma veramente di distruzione di massa. Effettivamente poi questo ci dobbiamo insomma anche raccontare, e questi coltelli vengono venduti a minorenni così tranquillamente. Ma tra l'altro purtroppo lo sappiamo, i coltelli poi sono reperibili anche banalmente nelle cucine di tutti quanti noi, quindi davvero è non soltanto un'emergenza, un fenomeno sociale del quale parlare o discutere, bisogna intervenire, agire, e diciamo che lo sappiamo bene, insomma la Lega è sempre in prima linea anche in questo, e soprattutto non dobbiamo confondere le vittime con i carnefici, cosa che purtroppo la sinistra fa sovente. E poi insomma c'è stato anche tutta questa polemica sempre dalle insomma riviste e i giornaloni di sinistra nei confronti di Donald Trump, che discutibile quanto vogliamo, però insomma diciamo che a volte dice le cose con cognizione di causa, mettiamola così. Da Davos tira fuori insomma dal suo cilindro magico di epiteti, frasi e aforismi delle frasi insomma chiaramente poi discutibili contro i somali, ma perché? Non per razzismo, come ci racconta il Fatto Quotidiano e Repubblica, perché Trump fa riferimento ad una maxi truffa in Minnesota, del quale in Italia non si è praticamente parlato da nessuna parte, e questa maxi truffa è stata appunto messa in atto dalla comunità somala, che è una comunità molto cospicua, insomma molto importante a Minneapolis e comunque in tutto il Minnesota. Cosa è successo? Questi soldi da fondi pubblici sono stati sottratti non soltanto per interessi personali, ma anche indirizzati al gruppo terroristico Al-Shabaab. Abbiamo parlato insomma anche dei fondi che sono stati mal indirizzati qui da noi in Italia. Per quanto riguarda Gaza invece poi c'erano interessi terroristici e quant'altro. Questa maxi truffa è una delle più grandi, se non la più grande truffa della storia contemporanea americana, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa di una portata veramente molto molto grande. Sono stati sottratti ovviamente milioni di dollari di fondi rubati che dovevano invece
essere indirizzati unicamente al programma HSS, l'acronimo è Medical Housing Stabilization Services, requisiti minimi per accedere appunto a questi servizi, e quindi insomma è stato veramente molto facile un po' eludere il sistema e, tra virgolette, parlando in termini molto chiari, molto banali, fregare tutti. Donald Trump quindi il pugno duro, lo sappiamo, insomma lo conosciamo abbastanza bene, ce l'ha sempre, e in questo caso sentenzia: non voglio più somali nel nostro paese. Insomma, poi è facile tacciarlo di razzismo, ma in questo caso insomma il suo riferimento è veramente molto chiaro. Per questo dico, bisogna sempre un po' scoperchiare le notizie, non fermarsi ai titoli dei giornali. È quello che noi umilmente cerchiamo di fare ogni settimana. Insomma, Sammy, questa settimana diciamo che abbiamo ragionato ancora purtroppo sulla violenza dei giovani, ma anche insomma sulla stampa nazionale, alcuna, non tutta ovviamente, che insomma cerca sempre di ridurre tutto in senso molto semplicistico e che non ci racconta invece fatti di cronaca internazionali come questo, episodi gravissimi che invece insomma dovremmo sapere, dei quali dovremmo essere a conoscenza. E chissà se l'avete sentita la Soldani sui social, perché quando parla lei sui social succede qualcosa, si ammutilisce tutto quanto, si zittisce, si abbassa il volume, poi si rialza, dipende da cosa dice. Se non l'avete ascoltata bene, tranquillamente potrete trovare questa trasmissione sul podcast di Radio Libertà, radiolibertà.net, sezione podcast, e lì siete sicuri di poterla ascoltare. Oppure la Chiara Soldani la potete leggere sul sito leggifuoco.it, anche in versione cartacea. Il periodico si chiama Fuoco. Come sempre, grazie davvero Chiara Soldani per essere stata con noi. Grazie di cuore a te, Sammy, un abbraccio a tutti quanti voi, a venerdì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. È incerto il mio domani, è il tempo che rimane da vivere. Un anno, forse un giorno, è tempo di lottare e credere. Se non vincerà il male che in me, mio Dio, ascolta.
il grido di una madre, di una donna, e dammi quella forza di rialzarmi con la speranza che questa malattia per sempre vada via da me. Se in questa terra il destino, la vita sono nelle tue mani, se vuoi ti prego concedimi ancora un nuovo domani. Se in questa terra per me questa guerra non finirà mai, in paradiso le mie cicatrici saranno trofei. Mi guardo poi allo specchio e non mi riconosco, vorrei piangere. Non ho più i miei capelli, il mio corpo, pelle e ossa, vorrei fingere e dire quella lì chi è, ma quella sono io. Tu dolcemente sfiori le mie mani stanche e ascolto sul mio petto di nuovo il cuore che mi batte forte. Si annullano paure, vanisce ogni dolore, c'è nuova vita in me. Se questa terra, il destino, la vita sono nelle tue mani, se vuoi ti prego concedimi ancora un nuovo domani. Se in questa terra per me questa guerra non finirà mai, in paradiso le mie cicatrici saranno trofei. Vorrei sognare un futuro ed avere una fetta di felicità. Che male c'è? Se in questa terra il destino, la vita sono nelle tue mani, se vuoi ti prego concedimi ancora un nuovo domani. Se in questa terra per me questa guerra non finirà mai, in paradiso le mie cicatrici saranno trofei. Io resterò se tu vorrai per vivere, continuerò se tu vorrai a vivere. Io resterò se tu Una canzone che fa pensare, come spesso e volentieri gli artisti indipendenti sono molto profondi, raccontano storie vere, sono più genuini, non sono pagati da nessuno per dire determinate cose. I messaggi che lanciano sono messaggi sentiti, provati e a volte su se stessi. Un nuovo domani, si intitola così, la canzone di Sibyl, scritto con la Y, Sibyl, che trovate su tutti gli store digitali, e c'è anche un importante video su YouTube. L'abbiamo con noi. Ciao Sibyl! Ciao a tutti, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Piacere Sibyl, che si chiama Liliana Belluomo per l'esattezza, più facile anche trovarti sui social, attrice di cinema e teatro, cantante e cantautrice, ma Sibyl, ve ne siete accorti se avete ascoltato bene questo pezzo, scrive i suoi brani affrontando anche temi di grande valenza sociale. E allora naturalmente Liliana ti chiedo di raccontarmi
questo pezzo e che cosa contiene, a chi si rivolge, cosa stai portando avanti nella tua vita musicale e non soltanto. Liliana. Con tanto piacere desidero appunto parlare di questo brano che è da qualche anno già messo su YouTube, ma che sarà presto anche su Spotify prossima settimana. E allora, questo brano nasce da un progetto di scrittura, un concorso che bandì qualche anno fa la cantante Noemi. Propose a tutti i cantautori d'Italia di scrivere un testo sul tumore metastatico delle donne in particolare. E allora all'epoca mise su internet delle storie, quindi accessibili a noi cantautori che abbiamo partecipato al contest, dove c'erano delle donne che veramente malate di tumore metastatico, quindi che facevano un percorso, avevano scritto delle storie. Ecco, noi cantautori dovevamo basarci, prendere spunto, scegliere una di queste storie e scrivere su un testo. Ecco, io all'epoca scelsi la storia di Isabel, di 49 anni, che aveva 2 figli, marito, e che per tanti anni appunto aveva vissuto questo calvario di questo tumore metastatico, che comunque poi alla fine fortunatamente si risolve con la guarigione, perché il tumore metastatico non è un cancro, un tumore diciamo che porta alla morte di solito, non è un tumore che porta alle fasi terminali, ma è un tumore che si presenta, purtroppo è un po' come dire disgraziato, nel senso che magari guarisce e poi dopo un po' di tempo ritorna. Quindi è un calvario che purtroppo molta gente va a vivere, colpisce molte donne, soprattutto al seno, all'utero, ecco perché era rivolto principalmente alle donne. Questo brano mi ha portato, ti posso dire questo, non ha vinto il concorso, non ha superato diciamo il concorso, non è stato presentato poi dalla cantante su Rai 1 proprio al contest, però ti posso dire che ha avuto moltissimo riscontro sui social, perché è piaciuto tantissimo, ha avuto davvero tanti complimenti, e quando lo presentai al Sanremo Talent addirittura ho ricevuto un disco d'argento per merito appunto di questo brano. Quindi sono tantissimo soddisfatta, molto soddisfatta per questo risultato, che comunque per me è molto importante, va al di là diciamo della vincita del concorso e di tutto il resto alla fine, perché sappiamo tutti come funziona in certi contesti purtroppo nel mondo della musica italiana. A volte ci sono ancora delle situazioni poco piacevoli di favoreggiamento eccetera eccetera, che non sto qui a discutere perché diciamo stiamo parlando di cose belle e non voglio un attimino diciamo passare a discorsi che poi fanno intristire, perché guarda, li conosciamo bene purtroppo, ed è il motivo, sai quale, e per cui io intervisto soltanto voi artisti indipendenti, cioè quelli che fanno parte di importanti etichette, se mai esistano ancora, quelli che fanno parte di quei circuiti musicali e che vanno sulle radio importanti, non hanno certamente bisogno di essere selezionati per queste nostre trasmissioni. E noi parliamo con gli artisti che cantano con il cuore e non per il portafoglio. E con questo noi ci presentiamo ai nostri ascoltatori facendo la differenza. E tu, Sibyl, scritta con la Y, sei proprio la differenza. Nel tuo piccolo mandi messaggi molto forti, molto potenti, e che per alcuni significano veramente tanto. E quindi ascoltando questi cantanti che non sapevate neppure esistessero, scoprite dei piccoli grandi tesori, come in questa canzone Un nuovo domani di Sibyl, che poi non è l'unica, perché
Sibyl, c'è qualcos'altro che bolle in pentola? Dai, raccontaci. Sì, sto lavorando a dei progetti molto molto importanti, ma già su YouTube comunque ho dei brani. Ho avuto la possibilità di avere su Spotify anche dei brani questo Natale che tu stesso hai mandato, Sì, no? sì. Carola di una notte, Merry Christmas, che trattano appunto il problema purtroppo anche della guerra che c'è stata in questi ultimi anni, e quindi un Natale un po' triste. Io amo molto trattare temi sociali, ecco, sono un artista che principalmente vuole dare dei messaggi specifici su ogni problematica che purtroppo si affronta in questo mondo. E voglio sottolineare una cosa, se mi permettete. Io non so nel mio pubblico quante persone credono in Dio, però ecco, il mio messaggio non vuole essere rivolto a un'entità spirituale in particolare, però ecco, mi piace dare questo messaggio che è fortemente spirituale, perché credo che noi nell'universo non abbiamo a volte appunto per sostenere delle problematiche molto pesanti, non abbiamo la forza, la possibilità, noi uomini da soli, di superare certe situazioni. Ecco, quindi mi piace dare anche un messaggio di tipo spirituale che si riscontra spesso nei miei brani. Brava. E ti dico una cosa che non sai, pensa che noi ogni giovedì alle 9 del mattino siamo l'unica radio che ogni giovedì trasmette solo e soltanto Christian Music, musica cristiana, musica per pensare che esiste un Dio e per riconoscerlo che esista e per pronunciarlo, perché troppo spesso non si dice, non si usa parlare di fede, qualunque fede, e sembra veramente fuori tempo parlare di una cosa del genere. Santa pazienza. Ancora un minuto, Liliana, cosa aggiungiamo? Cosa aggiungiamo? Su Spotify potrete sentire un altro brano, quindi a giorni, che si intitola Chiamami Tango, di cui comunque esiste già un video su YouTube. Questo brano, per esempio, tratta la violenza sulle donne ed è veramente un bellissimo video, perché racconta molto bene l'amore che ti fa arrivare ad avere quella rabbia, no? Quella rabbia che poi porta al femminicidio, ma che poi invece viene mitigata dall'amor proprio e da una scelta che è importantissima, la vita. Io nei miei brani voglio portare sempre questo messaggio di vita, di forza, di energia, e quindi mai di abbattimento o di arrendevolezza. Ecco, quindi ascoltate tra pochi giorni su Spotify, vi invito ad ascoltare oltre il nuovo domani anche Chiamami Tango, perché veramente ne vale la pena. Vedete, un po' di positività in questa valle di lacrime. Ci pensano i nostri artisti indipendenti, ci pensa Sibyl, scritta con la Y, ma cosa bisogna scrivere esattamente per trovare i tuoi pezzi? Perché abbiamo detto ti chiami Liliana Belluomo e si può scrivere entrambi, Liliana Belluomo, Sibyl, e saltano fuori le tue produzioni? Esattamente. Allora, Sibyl, sul panorama internazionale ci stanno altre artiste. Su YouTube trovereste altre artiste, naturalmente, però se io vengo cercata con il nome Liliana Belluomo in arte Sibyl, sono soltanto io, e quindi sarò trovata subito con tutti i miei video, perché ho un canale YouTube dove ci sono tutti i miei video. E vai! E allora, Liliana, quando passi da Milano vieni a bussare nella nostra radio e facciamo un'altra bella chiacchierata, ci stai? Certamente, mi farà molto piacere essere proprio personalmente lì da voi e appunto vederci, d'accordo? Grazie Sibyl, buona musica!
Alla prossima. Grazie, buona musica, alla prossima, grazie. Ciao. Hai sentito? Bello sentire artisti indipendenti che nel loro piccolo, quelle canzoni che fanno, cercano di farsi ascoltare, ma parlano di positività e parlano di come si può reagire a tutto quanto, di come si può andare avanti. Si può andare avanti anche con le cose buone e naturali, e guarda che sorpresa, non ce l'aspettavamo, non l'abbiamo sentito questa mattina alle 9 perché c'era l'importante intervista con Alessandro Sallusti, ma lo sentiamo adesso, signori. Buone e naturali, solo lui, Alberto Acerbis. Ciao! Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io stamattina prendo il posto di Miriam perché è in laboratorio e quindi cercherò di essere abbastanza chiaro in questa proposta. Prima cosa, Sammy, siccome parliamo di un prodotto molto importante, lasciami ringraziare tutti coloro che hanno chiamato per delle informazioni, tutti coloro che hanno prenotato, perché comunque è un prodotto che noi da 15 anni consigliamo ai nostri ascoltatori. Parliamo dell'ACE UC2, scrivete ACE UC2, scrivete anche questo numero 030 68 40 408 e anche olioacerbis.com, perché in questo periodo di freddo noi stiamo proponendo il nostro collagene contro i dolori articolari artrosici. Due cose velocissime, cerco di spiegarmi. Dopo i 40 anni, i ricchi, i belli, brutti, i papi, i vescovi, i politici, gli atleti, le atlete, gli amanti, tutti non producono più, ne producono poco di collagene. Ma di che collagene parliamo? C'è il collagene delle unghie, dei capelli, della pelle, dei tessuti e c'è il collagene, attenti, delle articolazioni. C'è ben poco da fare, a una certa età non ne produciamo più e Sammy, non è che uno dice ma io insomma mangio bene, sono un atleta, sono ricco, faccio tante belle cose, mi curo, quindi il collagene ce l'ho. No, il collagene va integrato. E come si fa a integrare il collagene? E quale collagene? Il collagene industriale, il collagene marino o il collagene puro? Ecco, l'ACE-UC2 è collagene puro, titolato con la boswellia. La boswellia è la pianta dell'incenso ed è, do tue informazioni, l'antidolorifico più potente che c'è in natura. Andate a vedere. Qui ne abbiamo il 65%, una cosa importante. All'interno della capsula di collagene c'è il frassino, c'è la vitamina B1, c'è la vitamina B6, c'è la vitamina C e c'è la vitamina D3. Quindi, cosa voglio dirvi? Assumere tutti i giorni una capsula di collagene ACE-UC2, ridiamo alle articolazioni il collagene, evitiamo lo sfregamento, l'arrossamento e il dolore che è parte di questa cosa. Non andiamo a curare il sintomo, ma cerchiamo di andare alla base. Il successo ormai è straordinario da 18 anni. Col freddo, ho finito Sammy, ti chiedo scusa, ma voglio spiegarmi bene. Col freddo i dolori articolari artrosici diventano più importanti, quindi l'offerta è questa. Un trattamento di un mese, attenti, un mese di trattamento 35 euro. Il trasporto è gratuito in tutta Italia dicendo ascolto Radio Libertà. Ma se volete fare il trattamento di 4 mesi, attenti, anziché 140 euro, 100 euro più un regalo, il trasporto lo paga. Ti regalo una cosa pazzesca che non vi dico perché quando faccio un regalo non lo dico, sennò che regalo è, non è un regalo. Quindi per prenotare subito olioacerbis.com, sezione integrazione, oppure per informazioni tra mezz'ora qua la dottoressa Miriam 030 68 40 408. Rubo l'ultimo secondo, sono centinaia in tutta Italia, Sammy, le persone che hanno capito che l'integrazione è importante, fa molto bene alla salute e ci aiuta a stare meglio. Ho finito, ti ringrazio, buona musica, buon pranzo, buon tutto, buon weekend a tutti voi. Sapete che io vi voglio bene. E lui è buono e naturale. Grazie Alberto Acerbis, alla prossima, ciao. Poi, grazie mille per avermi ascoltato, grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Come sarebbe il mondo senza Alberto Acerbis? È vero, assolutamente, lo amiamo, lo amiamo. Qualche appuntamento da non scordare targato Lega? Vediamo un attimino. Beh, prima di tutto, certamente non posso non farvi vedere le mutande. Non le mie, le mutande queste sono appena arrivate, signori, c'è aria di festa, e sì, che festa! Queste sono le mutande della libertà, le mutande di Radio Libertà. Perché ti metti le mani nei capelli? Simone, cosa c'è? Non ti piacciono? Sono da uomo love, amore, certo, sono le mutande da uomo, da donna, o se vuoi le puoi usare anche tu, e quindi si adattano a qualunque tipologia, ma con scritto Radio Libertà. Ce l'avete chieste come non mai e siamo riusciti a farle a tempo volo, proprio grazie naturalmente al Marco Grimoldi, che ha cominciato una trasmissione anche qui su Radio Libertà. Beh, le troverete all'evento della Bagna Cauda del 7 di febbraio a Grugliasco in provincia di Torino, signori. E non sono qua per fare pubblicità, no, sono qui per fare pubblicità, perché a questo evento ci saremo tutti noi di Radio Libertà, quindi un'occasione anche per conoscere Sammy Varin, per conoscere quelli che sono i colleghi della nostra radio, ma soprattutto c'è l'occasione di farci una mangiata in compagnia, la famosa bagna cauda, squisitezza introvabile normalmente nelle feste della Lega, ma in Piemonte il 7 febbraio alle 20 alla Pro Grugliasco di Grugliasco Torino in via Leonardo da Vinci 20. Beh, la festa della bagna cauda sarà tutta quanta nostra. Non soltanto bagna cauda, questa squisitezza dove si pucciano dentro tutti gli ortaggi più particolari, ma ci sarà anche antipasto di salami misti e formaggi, agnolotti di magro burro e salvia se preferite, dolce, vino, acqua e caffè, più il biglietto della lotteria a 30 euro. Un'occasione per stare insieme alla Lega, grazie alla Lega di Grugliasco, ma soprattutto un'occasione per provare una cosa che magari mai avete provato, la bagna cauda. Cercatela naturalmente su Google, così vi fate un'idea. Per informazioni, certamente bisogna prenotarsi, c'è un numero di telefono, ve lo do, 338 29 16 908, 338 29 16 908. La nostra storica Nunzia Risicato, organizzatrice tra gli organizzatori di questi eventi, vi darà tutte le informazioni possibili e immaginabili, ma soprattutto lì troverete Radio Libertà, i nostri gadget e la possibilità certamente di avere i famosi autografi di Sammy Varin, che poi voi rivendete. Non so come fate a fare i soldi su queste cose. Me ne sto per andare, ma volevo ricordare ancora qualcosa. Dammi ancora un minuto. C'è Simone che c'hai fame, c'hai voglia di andare a mangiare qualche cosa. No, c'è Caprini che spinge, posso capire. Guardavo un attimino, c'è una raccolta di firme questa mattina dalle 10 alle 13, domani sabato 24 gennaio dalle 10 alle 13 via Valbassori Peroni, ospedale Bassini, siamo a Milano, e poi dalle 10 alle 12:30 piazza Frattini dal Viano, domenica 25 in Corso Vercelli, e dalle 15 alle 18 la raccolta firme per la Carta della Lombardia, una proposta concreta per dare poteri speciali a Milano e garantire salari adeguati al costo della vita. Naturalmente roba buona targata Lega. Trovate tutto quanto su legaonline.it oppure seguendo naturalmente Lega Salvini Premier. Da Sammy Varin è veramente tutto. Grazie a Simone in regia. Io ritorno, è una minaccia, domani no che è sabato, ma domenica già torno alle 12:30 con il peggio e il meglio della rassegna stampa, e poi naturalmente, Dio permettendo, lunedì alle 7:30. Avete ascoltato Potere